Il coordinatore del movimento politico Primavera Empedoclina, Luigi Gino Grillo, esprime piena soddisfazione all'esito delle elezioni europee che si sono svolte lo scorso 8 e 9 giugno e lancia una proposta a tutti coloro che si riconoscono come moderati, centristi e cattolici impegnati in politica. Il risultato di questa consultazione elettorale, esordisce Gino Grillo, è la dimostrazione che i cattolici impegnati in politica rappresentano una risorsa fondamentale con una grande prospettiva di allargamento. Le istituzioni tutte non possono fare a meno del valore della nostra dottrina sociale, che è un elemento imprescindibile per ogni iniziativa. È più essenziale, aggiunge Gino Grillo, che i moderati trovano una casa comune occupando insieme quello spazio che storicamente gli compete e della quale parlare con una voce univoca. Riteniamo, continua Gino Grillo, che questa casa comune sia costituita dal Partito Popolare Europeo, per il quale ci siamo già spesi nelle ultime competizioni politiche in quanto centristi, moderati, cattolici, impegnati in politica, nonché europeisti convinti, scegliendo Forza Italia, noi moderati. È necessario, sottolinea Gino Grillo, raccogliere gli altri moderati ancora alla ricerca di una giusta collocazione. Con il nostro movimento Primavera Empedoclina, conclude il coordinatore, valuteremo se farci promotore nelle prossime settimane di un incontro provinciale con coloro che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo per camminare tutti insieme.